Buongiorno a tutti voi. Innanzitutto ci tengo a dirvi complimenti per l'iniziativa che fate, complimenti per essere qua oggi perché veramente il vostro giornale online è veramente molto importante per il comune e per tutta la zona limitrofa. Sì, la 40ª edizione dell'Expo, 40 per l'appunto, quindi già si capisce la lunga storia che ha e l'importanza che ha, la valenza che ha questa iniziativa e soprattutto è l'iniziativa clou del settembre coneglianese. Quindi ben venga, c'è tanta gente, siamo stati anche fortunati oggi con il tempo perché anche fino all'ultimo durante la settimana non si sapeva bene se farla o annullarla, ma poi insomma abbiamo rischiato anche stavolta e sta andando bene, come per la festa delle associazioni, quindi insomma la fortuna aiuta gli audaci. L'esperienza è nata da una grande passione in questo mestiere, perché questo mestiere si fa con grande passione. La grande passione porta poi a grandi sacrifici anche, quindi ho fatto i miei sacrifici, come dice lei in Cadore, sono partito a 23 anni con la prima mia officina, 23 anni nel 1965, quindi è stata un'esperienza perfetta, mi ha dato appunto la possibilità di subito esprimermi al meglio in tutta la zona Cadore, Comelico e Ampezzo, e ho dato ottimi risultati, vendevo altro marchio. Oggi la nostra attività si svolge in varie province, è cambiato un po' il mercato, è cambiato un po' tante cose oggi. In più le dirò che io ho 2 figli maschi che le ho passato questa voglia di fare questo mestiere, diciamo così, quindi riusciamo a fare cose più importanti. Chi non è nel mondo del digital è tagliato fuori, purtroppo non c'è una seconda via, assolutamente anche nel nostro settore in particolare le aziende che non hanno voluto capire questa trasformazione che è ancora in atto, che continuerà molto velocemente, anzi sempre più velocemente anche in futuro, purtroppo rischieranno di essere tagliati fuori. Ho pensato quest'anno di portare qui a Conegliano la campagna permanente per la sicurezza stradale. Il nostro slogan è pensa alla vita, guida con la testa. In Piazza Calvi abbiamo allestito questi stand che sono degli stand informativi ma anche didattici e sono indirizzati un po' a tutti i tipi di utenza. Partiamo dai bambini delle scuole dell'infanzia, arriviamo anche fino alle scuole superiori. Infatti con i bambini delle scuole elementari e dell'infanzia facciamo dei percorsi con le biciclette e spieghiamo le minime regole del codice della strada, di come ci si comporta sulla strada, anche da pedoni. E abbiamo delle aule didattiche con delle forme che rispecchiano poi quella che è la vita sulla strada, dei segnali stradali, e facciamo colorare i bambini. Poi ci spostiamo con le fasce d'età e andiamo sui più grandi, dove abbiamo 2 simulatori di guida, uno per quanto riguarda l'autovettura e l'altro per quanto riguarda la moto. E facciamo fare un percorso di guida sia motociclistico che automobilistico, e su questo percorso di guida l'utente deve farlo seguendo la segnaletica stradale ma anche le regole del codice stradale. Nel momento in cui sbaglia i punti vanno a retrocedere sulla patente. Ecco, e poi noi spieghiamo gli errori che ha commesso, come ci si comporta e quindi quali sono le regole che devono essere seguite.